Commissario D'Agostino, l'Innovation Forum si è concluso proprio sul tema della portualità, attestato dell'importanza del ruolo dello scalo di Trieste per tutto il Friuli Venezia Giulia. Naturalmente si parla di relazioni tra Friuli Venezia Giulia e Stati Uniti. Esistono delle opportunità di sviluppo di traffici in particolare rivolti verso la East Coast? Ma come ho fatto vedere anche nei dati statistici che riguardano i rapporti tra il porto di Trieste e gli Stati Uniti, i traffici anche nell'ultimo anno sono cresciuti tantissimo, parliamo già di cifre che si avvicinano al 1.000.000 di tonnellate, la parte più importante la fanno i petroli, quindi da questo punto di vista anche le nostre infrastrutture sono coinvolte da traffici con la East Coast, in questo caso che sono già consolidati. Il futuro è collegato al tema che noi stiamo portando su tutti i tavoli a livello internazionale, che è quello del punto franco, per cui tutta una serie di iniziative che non devono vedere solo i flussi di traffico, i flussi di trasporto, ma la capacità di Trieste di diventare un catalizzatore anche di investimenti collegati a logistica e attività di trasformazione industriale, e ho visto un interesse da parte dei partner statunitensi molto forte su questo tema. Per tutta la giornata qui si è parlato di innovazione e l'innovazione è uno dei punti su cui insiste l'autorità portuale di Trieste. L'innovazione è veramente uno dei punti più importanti. Io ritengo che anche la competitività di un porto sia collegata alla sua capacità di essere non solamente un fulcro dei traffici, ma anche un fulcro delle conoscenze del settore. E noi stiamo investendo anche in questo momento, stiamo acquisendo e stiamo cercando persone che abbiano un'alta cultura, un'alta competenza, un'alta esperienza relativamente alla logistica e ai trasporti. La cultura significa anche crescita di business.